Eder. Mech. Pallister. Il 7 gennaio Nasty Salvatore ha raccontato che Laura Grassi durante una cena tra coppie di amici, tra i quali vi erano il Visintin e la Resinovic, aveva udito quest'ultima rivolgersi al marito affermando: "Oh che vita, che storie che fai che io mi incontro con questa persona, non c'è niente di male e gli do solo una mano". Da tale frase deduceva che il Visintin fosse a conoscenza di una frequentazione della consorte. Sebbene lo stesso negasse di essere al corrente della presenza nella vita della moglie di Claudio Sterpin, Nasty ha aggiunto che dopo aver appreso del ritrovamento di alcuni sacchi per l'immondizia in occasione del rinvenimento del cadavere di Liliana nel parco dell'ex OPP, con una scusa, il 6 gennaio 2022, aveva fatto accesso allo stabile di residenza del Visintin insieme a lui, dopo averlo incontrato per la strada, ed aveva controllato nel sottoscala se vi fosse la presenza di sacchi per l'immondizia, che la ditta di pulizie, che si occupava degli stabili del civico 2 e 4, da circa 2 anni aveva lasciato nel palazzo spostandoli da quello contrassegnato del numero 4. Nasty aveva constatato la presenza di un unico sacco nero per l'immondizia di grandi dimensioni. Aveva fatto notare la cosa a Visintin, che non aveva avuto alcuna reazione, né fatto commenti. Salvatore ha riferito, inoltre, che la mattina del 5 gennaio aveva colloquiato telefonicamente con Claudio Sterpin ed insieme avevano commentato il fatto che ancora non era stato perlustrato il parco dell'ex ospedale psichiatrico per la ricerca della Resinovic, come invece era stato fatto per altri boschi della zona. Altro particolare riportato da Nasty e riferitogli dallo Sterpin, è stato il fatto che la Resinovic si incontrasse mensilmente con il proprietario di casa sua, Rocco, al quale consegnava, al di fuori della cifra d'affitto prevista dal contratto, la somma di circa 100 euro, in virtù di una scrittura privata. Nasty ha specificato che, poiché era la Resinovic ad occuparsi di tutte le incombenze della famiglia, il marito aveva chiesto aiuto a lui e alla compagna Michele Gabriella per cercare documenti. Insieme avevano trovato il contratto d'affitto e la citata scrittura privata. Come ultimo dettaglio l'uomo ha riferito che la compagna Gabriella aveva trovato strano che Liliana Resinovic avesse lasciato a casa alcuni anelli, che indossava praticamente ogni giorno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.